Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Dunque andiamo a vedere le notizie di cronaca. Scivola dal palc di Roda, in Cadore perde la vita. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri. Da quanto si è saputo è stato lo stesso escursionista ad allertare il 118, poi nulla più. La vittima è un 47enne di Latisana che è stato ritrovato senza vita dal personale del soccorso alpino in fondo al dirupo. Nella giornata di ieri i resti del corpo senza vita in avanzato stato di decomposizione, ritrovati nei boschi tra Prosenicco e Platiscis in comune di Taipana, sono stati dei cacciatori a fare la macabra scoperta. La vittima non aveva con sé documenti al seguito, ma secondo indiscrezione potrebbe trattarsi di Oreste Manera, il gradese da mesi scomparso proprio da quelle parti. Nelle prossime ore l'autopsia dovrebbe chiarire la vicenda. È con onore e orgoglio che il Friuli Venezia Giulia si prepara a ricevere l'invasione pacifica degli alpini il prossimo anno a Udine, pronti ad accogliere il Labaro che con le sue medaglie d'oro sollecita la memoria, a leggere dei simboli che caratterizzano le penne nere, dai vessilli ai gagliardetti fino al cappello, emblema per eccellenza degli alpini, i loro valori. Determinazione, coraggio, solidarietà, fratellanza, amor di patria, rispetto per il tricolore, valori che ci spronano ad affrontare la quotidianità e le sue difficoltà che si consegnano alla storia di uomini semplici che senza nulla chiedere si sono messi a disposizione del paese e continuano a farlo ancora oggi. In sintesi è il messaggio che il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha espresso a margine della 93esima adunata nazionale degli alpini che si è conclusa ieri a Rimini, dove si è tenuto il passaggio della stecca, il simbolo delle penne nere che il presidente della sezione ANA di Udine, Dante Soravito De Franceschi, ha ricevuto dal collega della sezione ospitante. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Gli aggiornamenti live torneranno più tardi. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com.